In viaggio a direzione Mestre per incontrare il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Veneto, Giuseppe Ruzza. Presidente, lei ha recentemente tagliato il traguardo dei 50 anni di carriera dirigenziale. Se dovesse chiudere gli occhi e tornare al suo primo giorno da dirigente a Mestre, cosa direbbe quel giovane Bepi al presidente di oggi che guida oltre 600 società? Continua ad operare con passione, è l'unico elemento che che ti permetterà di continuare appunto 50 anni, solo la passione. Lei ha spesso definito la nuova riforma dello sport come un intervento a gamba tesa sulle società. Oggi, nel 2026, con i nuovi obblighi contrattuali e l'addio definitivo ai vecchi rimborsi, qual è il suo timore più grande per il futuro dei piccoli club di periferia? Domanda facile, facile è questa, vero? No, allora, io ho sempre definito questo intervento un intervento della politica nei confronti dello sport. Una politica che non ha saputo o voluto confrontarsi con chi di sport qualcosa magari ne conosceva e ne conosceva di più. Devo dire che con il tempo, con qualche modifica, non è che la norma e il decreto legislativo 36 siano improvvisamente diventati un bene per le società. Sicuramente certe situazioni sono di tutela per la società. Penso al safeguarding, penso al fatto che devono assolutamente certificare tutte le operazioni che devono fare, anche le operazioni economiche. Sicuramente questa modalità di lavoro ha consentito purtroppo un aumento dei costi fissi, che sono praticamente il consulente del lavoro e il commercialista. Però se vuoi dormire dei sonni tranquilli, tu devi adoperarti di queste professionalità, non c'è dubbio. In un'epoca di scouting aggressivo e abolizione del vincolo sportivo, lei ha dichiarato che i giovani hanno diritto di sbagliare. Come si concilia la necessità di fare risultati con il dovere educativo di non bruciare o penalizzare troppo a lungo un ragazzo per un errore in campo? Bellissima domanda. No, non l'abbiamo preparata, ovviamente. No, è una bellissima domanda perché io sono del parere che i giovani hanno dei diritti, innanzitutto. Il diritto di divertirsi, il diritto di giocare, il diritto di sbagliare anche. Cioè lo considero un diritto. È chiaro che l'adulto deve far capire al ragazzo dove ha sbagliato. Mi piace la domanda perché? Perché il Veneto è stata la regione forse che ha insistito di più, grazie anche alla collaborazione tra la parte sportiva, definiamoci così, e la parte della giustizia sportiva, abbiamo insistito sulla giustizia riparativa. Proprio i primi due casi poi sono stati a Verona, i primi tre casi di ragazzi che avevano sbagliato e noi abbiamo cercato in tutti i modi di far capire che avevano sbagliato. Io sono certo che con l'intervento di Verona, come con l'intervento di Treviso, questi ragazzi comprendono di aver sbagliato e non reitereranno più l'errore che hanno fatto. Questo è il ruolo educativo che noi ci sentiamo di divulgare e di trasmettere a tutti quanti. Non dobbiamo essere visti e non dobbiamo essere considerati quelli che colpiscono a priori. Dobbiamo essere considerati, noi lo diciamo sempre, non vogliamo mai dirlo a sproposito, noi diciamo che la federazione, che lo sport è un ambito educativo al pari della famiglia e della scuola. Noi vogliamo che sia così. Il movimento femminile in Veneto è in costante crescita, ma le barriere culturali e strutturali restano. Cosa risponde a quei dirigenti che vedono ancora il calcio femminile come un peso economico invece che come la frontiera necessaria per la sopravvivenza sociale dei club? Allora, volevo terminare prima sul discorso della prevenzione e dell'aiuto ai giovani. Noi siamo stati i primi promotori, intendevo dire, della giustizia riparativa.
la giustizia riparativa che ti permette di commutare delle giornate di squalifica in lavori di apprendimento sociale, frequentando le delegazioni, frequentando le società, frequentando gli arbitri, magari gli stessi arbitri che tu hai offeso e per queste offese ti sei preso la squalifica. Ecco, questo è il nostro intendimento. Per le ragazze sul calcio femminile c'è sicuramente un problema di sostenibilità dovuto alla platea inferiore rispetto ai maschi di partecipazione all'attività femminile. Anche se devo dire l'attività femminile sempre di più ha un aspetto tecnico che è in continuo miglioramento. Io sono stato proprio pochi giorni fa a Vicenza a vedere la partita valida per le qualificazioni ai mondiali Italia-Danimarca, pareggiata 1-1, e ho visto un bel calcio. Purtroppo abbiamo pareggiato dopo aver perso la prima con la Svezia, però il pubblico, c'erano più di 6.000 persone, vuol dire che il pubblico non è che va, 6.000 persone che tifavano l'Italia, che si scaldavano anche per le azioni delle ragazze, delle nostre ragazze. Poco prima di andare in campo io ho avuto la fortuna, insomma, di incontrare la Sara Gamma, che è la responsabile della nazionale femminile e che tutti conosciamo come capitana della nazionale, come capitana della Juventus. Una ragazza dalle idee chiarissime, una ragazza con cui abbiamo scambiato parecchi come dire, pensieri e anche delle possibili soluzioni, soprattutto partendo dalle ragazze giovani, che quelle sì sono in continuo aumento le società. Noi soffriamo poi quando le ragazze non sono più giovanissime, nel senso che come giovani possono giocare in qualsiasi posto, perché possono giocare anche, lo sappiamo, insomma, con i pulcini, con gli esordienti misti, anche con i giovanissimi, anche con gli allievi. Quando diventano più grandi, che non ci sono più queste deroghe, comincia la trafila di dire, siccome le società femminili pure sono poche, i genitori a volte non hanno il tempo e nemmeno le disponibilità per sobbarcarsi 40 km ad andare, 40 km ad andare per portare la propria figlia a giocare. Questo è un problema. Quindi noi sicuramente abbiamo detto a Sara che faremo di tutto per incentivare l'attenzione anche delle società maschili nei confronti del calcio femminile. Oltretutto abbiamo anche osservato che il calcio femminile ha un'attenzione maggiore rispetto al maschile anche da parte delle amministrazioni locali e dalle amministrazioni pubbliche. Non dobbiamo trascurare questo pensiero, non lo dobbiamo assolutamente trascurare. Lei ha affermato che bisognerebbe fare un monumento ai dirigenti delle società dilettantistiche. Al di fuori del rettangolo verde, quanto è consapevole del ruolo salvavita che le vostre società svolgono nelle comunità venete, togliendo i ragazzi dalla strada e dalla solitudine digitale? Allora, solitudine digitale è un altro argomento interessantissimo, perché la Lega Nazionale Dilettanti da qualche tempo ha instaurato gli e-sport, no? Gli sport elettronici, le partite virtuali e quant'altro. È nata per coinvolgere un po' tutti, anche per quelli che non potevano giocare, quindi il fine è un fine sicuramente lodevole e nobile. Sicuramente entra un po' in contrasto con quei discorsi che noi diciamo sempre, che è bene giocare su un campo all'aperto, con il sole, anche con la pioggia, però giocare assieme 11 contro 11 con l'arbitro e quant'altro. Sicuramente è un po' difficile. Io credo che il ruolo del dirigente sportivo, io una volta lo chiamavo, non so più si possa chiamare così, ma credo ancora di sì, il volontario, che è stato un po' il veicolo che ha trasportato tanti giovani verso sì, il piacere di giocare, ma anche verso una maturità che diversamente non avrebbero avuto, con quei valori che lo sport assolutamente garantisce, cioè il valore del rispetto
rispetto per se stessi perché devi andare in campo allenato, rispetto per gli avversari perché devi loro rispetto, rispetto degli arbitri, il fair play, la lealtà, la condivisione dei problemi, il mutuo soccorso perché sei una squadra, quindi loro sono una squadra. Io credo che garantire questo a tanti nostri giovani sia la soddisfazione più grossa. I nostri dirigenti quasi mai chiedono, si accontentano di un distintivo, si accontentano di una benemerenza, di una trasferta a Roma per ricevere un premio e farsi fotografare col presidente Gravina, col presidente Abete. Ecco, questi sono i nostri dirigenti. E allora i nostri politici, perché torniamo al discorso di prima, dovrebbero porre attenzione su questo, dovrebbero fare un monumento, non tartassargli col decreto legislativo 36. Presidente, il suo quarto mandato è iniziato tra vittorie elettorali e qualche turbolenza legale legata alla soglia dei 2/3. Se dovesse scegliere un'unica eredità da lasciare al calcio veneto alla fine di questi 4 anni, quale vorrebbe che fosse? Allora, intanto chiariamo subito che i 2/3 non esistono perché noi siamo la Lega Nazionale Dilettanti, è un ente, la ringrazio per permettermi di spiegare a posteriori, molto a posteriori, questa storia di quel benedetto ricorso che ha fatto un po' sorridere perché chi l'ha presentato era consigliere federale che aveva votato questa delibera, quindi doveva saperlo. Mi permetto questa battutina, insomma, ma ce l'avevo qua, è un sassolino che avevo da tanto tempo. Voglio dire, noi siamo un ente di carattere privatistico e non valgono le norme CONI che valgono esclusivamente per la federazione. C'è da noi gente che è al sesto, settimo mandato, insomma, io posso assicurare che mi fermerò al quarto mandato, insomma, vista anche la venerabile età. Quindi, detto questo, la domanda proseguiva con... Alla fine di questo mandato cosa vorrebbe Sì. lasciare come eredità? Come eredità io volevo lasciare meno burocrazia e ho fallito completamente. Sicuramente non per colpa mia, ho fallito perché effettivamente le nostre società sono diventate delle piccole e medie aziende, sempre con quel discorso che abbiamo fatto sin dall'inizio, ma che è il leitmotiv di ogni discorso che facciamo sportivo. Non si parla più di calci di rigore, oppure si parla, ma si parla di più di questi problemi. Volevo lasciare una minore burocratizzazione, volevo lasciare più divertimento e questo non è assolutamente successo. Ripeto, non è per colpa nostra. Quello che mi piace dire e di lasciare è che noi ci siamo buttati a capofitto anche, come dice il nostro presidente Abete, sempre, e una società ci ha anche accompagnato a Roma in questo e ha potuto sentire dal vivo le parole sincere e sempre eccezionali del nostro presidente, ma soprattutto quando dice che la Lega Nazionale Dilettante deve avere due gambe, una è la gamba agonistica, fuori di dubbio, abbiamo sempre detto ai guai se non fosse così, e l'altra è quella del sociale. Ecco, io credo che noi abbiamo sposato per intero questo, diciamo così, pensiero del nostro presidente Abete, tant'è che abbiamo avuto innumerevoli iniziative. Ne ricordo una fra tutti: noi il 21 aprile saremo di nuovo in carcere Due Palazzi a Padova con una società calcistica professionistica che già l'anno scorso ci ha fatto l'onore di accompagnarci a consegnare dei palloni e delle maglie a queste persone meno fortunate. Quest'anno andremo molto più volentieri perché in questa situazione carcere Due Palazzi, dove voi sapete insomma è dal 2014 che continuano a svolgere l'attività e quindi un campionato ufficiale di terza categoria con la Federazione Italiana Gioco Calcio, lo dico, lo grido, l'unico caso in Italia. Purtroppo in questa situazione si sono trovati due cari amici, due giocatori di calcio che hanno fatto una stupidaggine e che adesso stanno pagando. Quindi noi andremo a trovarli e sicuramente credo che loro saranno contenti, noi saremo ancora più contenti di salutarli. Insomma, ecco, questo è un aspetto che ci gratifica tantissimo, ma stamattina, per dire, mi ha chiamato il tribunale dei minori
dove abbiamo in corso anche là un progetto che li accompagneremo, anche con questi siamo già intervenuti a sistemare dei ragazzi che hanno sbagliato, che sono meno fortunati dei nostri ragazzi, che però non vanno abbandonati. Quello è il nostro ruolo e su questo vorrei insistere, vorrei lasciare qualcosa, ma credo di sì, credo che tutti quelli che mi conoscono sanno quanto siamo impegnati in questo. Con l'Equal Play, che è l'ultimo progetto che abbiamo fatto contro la violenza di genere, cioè quando noi diciamo, ogni giorno noi leggiamo e sentiamo di violenze, noi ai nostri ragazzi dobbiamo far capire che in campo vanno loro, ma sugli spalti c'è la nonna, c'è la mamma, c'è la sorella, c'è la fidanzata che li guarda, e a nessuno di loro deve mai capitare quello che purtroppo capita a molte donne. Quindi questo è il nostro compito, questo credo non lascio vittorie. Noi abbiamo vinto anche tante, tra poco partiamo con le rappresentative in Puglia, quel calcio a 11, se la vittoria viene siamo contentissimi, anche perché premia il lavoro di tante società che ci mettono a disposizione campi e ragazzi, dei nostri tecnici che si impegnano tutte le settimane. Se viene bene, se non viene però preferiamo lasciare il ricordo di un impegno vero, di un impegno che gratifica noi, ma dovrebbe gratificare anche chi ci conosce e chi ci accompagna in questa passione, insomma non lo chiamo lavoro, in questa passione. Io la lascio con l'ultima domanda, la ringrazio di averci dedicato un po' del suo tempo. No, grazie a voi, grazie a voi. La domenica sera, quando cala il sipario sui campi di tutta la regione e si spengono le luci dei riflettori, cosa fa? Cosa pensa Giuseppe Ruzza senza la spilla della LND sulla giacca? Bene. Allora, innanzitutto io la domenica pomeriggio sono sempre in tensione, un po' in tensione perché non so cosa possa capitare nei nostri campi. Quindi, anche perché le devo dire che quando io vado a vedere la partita ho la fortuna di non tifare per nessuna squadra, a meno che non ci sia la Juve, che quindi là proprio obiettivo non lo sono, insomma. Ma a parte questa battuta, e quindi quello che guardo però con simpatia, ma anche nello stesso tempo con apprensione, è l'operato dell'arbitro, del direttore di gara. Troppi casi l'anno scorso sono successi e ancora succedono, per fortuna non violenti fino adesso, ma ho paura di dirlo perché magari ho paura di essere smentito immediatamente. Però quando arrivano le 7, 8 di sera dico anche questa domenica è andata, quindi posso levarmi la spilla della Federazione Italiana di Gioco Calcio e dormire tranquillo. Ecco. Grazie Presidente. Grazie a voi, grazie davvero.